la prima vera certificazione di gruppo per quel che riguarda i pascoli in territorio europeo. Assegnato per la prima volta in Europa il certificato biologico di gruppo all'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 comuni, una realtà di buona pratica che comprende 76 malghe per 4.800 ettari di pascolo. Ma questo permette anche ovviamente un'offerta turistica che sarà sicuramente intensificata perché sono marchi veramente importanti, garantiscono la salubrità del cibo e quindi anche dei prodotti che vengono proprio realizzati e prodotti nelle terre alte del nostro altopiano e quindi diciamo è un valore aggiunto. Obiettivo: costruire un futuro solido e sostenibile, un risultato possibile grazie al lavoro di tanti protagonisti e presentato alla comunità nella Sala della Reggenza d'Asiago. In primis dobbiamo dire che il merito è dell'Unione Montana e degli sforzi fatti, ma ovviamente gran parte anche del lavoro l'hanno fatto anche i magari, no? Perché in tutti questi anni hanno mantenuto vivo quella che è un'antica tradizione, ma soprattutto anche il mantenimento del territorio. E noi come Regione contiamo a dare gli strumenti per poter lavorare in montagna attraverso il piano di sviluppo rurale, quindi tutta una serie di fondi e finanziamenti che vengono finanziati in parte dall'Unione Europea e in parte dallo Stato e dalla Regione, che proprio permettono ovviamente aiuti e contributi proprio per continuare questa antica tradizione. Da più di 40 anni, infatti, nessun prodotto chimico viene utilizzato per prati o pascoli, un territorio certificato biologico, sostenibile e valorizzato e ora lo possiamo dire, un sogno avverato. Circa 5 anni fa, con la nascita nell'altopiano del biodistretto, del biologico, ci siamo posti il problema di iniziare un percorso per realizzare questo sogno che era quello di certificare la parte ambientale, quindi che riguarda i prati e i pascoli biologici